Benvenuti alla lezione di lettura e repertorio numero 13. E allora apriamo il nostro manuale a pagina 48 e abbiamo un brano di Scott Joplin, The Entertainer. È un brano dallo stile ragtime, quindi pianisticamente molto importante, ha dato il via ai generi successivi, stiamo parlando della fine del secolo XIX, quindi 1800, e quindi il ragtime è importante per degli spostamenti di accenti che poi hanno generato lo swing, e qui insomma tutto un discorso a seguire. Comunque vediamo adesso proprio la ritmica fondamentale. Per la mano destra, come vedete, abbiamo solo il figo della mano destra, mentre a sinistra abbiamo le sigle di cui ci occupiamo in un secondo momento. Allora vediamo, abbiamo una chiave di violino, 4 quarti, quindi tempo quaternello semplice, e poi ci sono le crome come al solito, quindi dobbiamo contare dividendo ogni movimento in 2 parti. Allora le prime note sono Re e Re diesis col pollice, Re col pollice, Re diesis indice, dicendo 4, quindi 4. Poi abbiamo una croma, Mi, U, pollice sul Mi, poi abbiamo Do col mignolo, che sta sulla seconda parte del primo movimento, No, che però essendo una semiminima prende anche la prima parte del secondo movimento. E questa è la caratteristica ritmica, cioè manca un accento, quindi manca una nota sull'accento forte del movimento. Quindi abbiamo U, No, Du, E, quindi la seconda croma fa parte del secondo movimento, però delle varie. E quindi poi abbiamo sul 3, ritorna sul battere una nota, un altro Do, che vale 3 E, e poi abbiamo 4 altre 2 crome che si prolungano sulla battuta successiva, quindi anche sulla seconda battuta manca l'accento in battere. Andiamo avanti con le note. Questo Do è di 2 quarti legato alla croma precedente, poi abbiamo una pausa di croma, quindi di nuovo Do croma, spostamento della mano, Do, Re, Re diesis, quarto dito, seconda battuta, Mi, Do, Re, Mi, legatura, Si, Re, Do, che vale 2 quarti, poi c'è una pausa di 1 quarto sul terzo movimento e di nuovo Re, Re diesis sul quarto movimento per cadere col Mi sul secondo rigo. Vediamo al conteggio, quindi è 4, 1, 2, 3, e 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 4, 1. Allora, adesso avete ascoltato, mentre contavo, che è la cosa fondamentale, dovete iniziare a contare prima lentamente, senza tempo, e gradualmente andare a rispettare la ritmica, quindi il tempo. Ma osserviamo sulla tastiera. Allora, mano destra, 4, 1, 2, 3, e 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 4, 1. Quindi mi sono fermato sempre sul Mi del secondo rigo. Più veloce, 4, 1, 2, 3, e 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 4, 1. Passiamo alla mano sinistra, vediamo le sigle, abbiamo Do maggiore, poi abbiamo Do col basso Mi, quindi rivolto, che parte dal Mi, poi abbiamo Fa maggiore, di nuovo Do maggiore col basso Mi, poi abbiamo Do basso Sol, Sol settima, e poi Do, che possiamo scegliere di suonare magari anche con l'ottava. E allora a questo punto applichiamo, come al solito, uno degli schemi ritmici da pianista solista nella sezione ruoli e competenze. In questo caso possiamo fare il numero 2 con le semiminime, e quindi sarà 1, 2, 3, e 4, 1, 2, 3, e 4, 1,
1, 2, 3 e 4. Al 4 non suono la mano sinistra, lascio la pausa per il tema della destra. Adesso qua con molta attenzione dovete contare prima senza tempo e coordinare le due mani. 4, 1, 2, quindi ecco la caratteristica, abbiamo la mano sinistra e la mano destra che si palleggiano gli accenti forti e deboli. Ripetiamo: 4, 1, c'è la destra, 2, la sinistra, e la destra, poi 3, e 4, 1. Ecco, fatta la prima battuta vedete che poi il resto scorrerà ancora meglio. Quindi 4, 1, 2, e 3, e 4. Quindi su 4 va insieme il resto dell'accordo col Mi, Do, che sono le due crome, e poi c'è 1. Ripetiamo: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A 3 c'è il basso di Mi, pausa a destra, 3, 4. Quindi insieme a 3 abbiamo il resto dell'accordo: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E mi rifermo. Gradualmente più veloce: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bene, per il secondo rigo è una questione di note, ma bene o male la figurazione ritmica è un po' simile, insomma, a tratti in alcuni punti uguale. Quindi secondo rigo, le prime due battute sono uguali, però cambia al finale, sul quarto movimento della seconda battuta, abbiamo La, Sol, quindi 4, Fa diesis con l'indice, 1, 2, 3, perché il Mi è legato, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Gli accordi sono Do maggiore, di nuovo qui Do maggiore col basso Mi, Fa maggiore tutta la battuta, Re settimo e Sol settimo. Andiamo a mettere insieme, quindi ultimo movimento del primo rigo, 4, adesso secondo rigo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il terzo rigo è uguale al primo, quindi 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Quarto rigo, vediamo le note: Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Mi, Do, Re, Mi, Si, Re, Do. Quindi gli accordi Do maggiore, qua possiamo anche salire dell'ottava, oppure quindi Do maggiore, Do settima col basso a Si bemolle. In realtà è un anticipo dei rivolti con le settime, cioè lasciate il Do e suonate col Si bemolle col mignolo. Vediamo nell'ottava sopra che è più visibile, quindi Do maggiore, poi abbiamo il Do maggiore con il basso sul Si bemolle, quindi Si bemolle, Do, Mi, Sol, poi abbiamo Fa maggiore col rivolto partendo da La, primo rivolto, Fa minore col basso sulla bemolle, Do maggiore col basso Sol, Sol settima e poi di nuovo Do maggiore. Quindi vediamo insieme dalla fine del quarto rigo, dal quarto movimento, del terzo rigo, quarto movimento, 4, 1, 2, quindi questo insieme 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mi sono fermato con la sinistra perché dopo c'è la fine, come vedete, però posso continuare a fare la ritmica indicata prima, quindi 1, 2,
3 e 4, 4. Allora adesso è solo una questione di note che dovete mettere insieme. Lettura della destra e lettura della sinistra. Attenzione quindi a contare per bene dove ci sono molte legature che corrispondono poi all'accento forte. Quindi sull'accento forte spesso c'è una nota che comincia sull'accento debole del movimento precedente e si prolunga su quello forte. Questo effetto ritmico è chiamato, come abbiamo detto, sincope. Ma sistemiamo tutte le note e adesso passiamo alla esecuzione completa. Beh, insomma, molto carina questa esecuzione e divertente. Allora fate comunque molta attenzione a contare con pazienza per incastrare bene la mano sinistra e la mano destra, perché la mano sinistra avrà una ritmica regolare, però si troverà in contrapposizione alla destra quando la mano destra non avrà una nota da suonare. Insomma, questo porta un po' uno scompenso ritmico, però siate pazienti e contate con calma, magari anche facendovi aiutare dal metronomo. Come avete notato, quindi alla fine io ho un segno di ripetizione, sono tornato da capo fino alla parola fine proprio, quindi da capo al fine significa questo. E allora, anche per oggi è tutto, abbiamo fatto un ulteriore, davvero grande passo avanti con l'indipendenza delle mani. Penso che sia stato divertente affrontare questo brano musicale e quindi non mi resta altro che augurarvi come al solito un buono studio e buona musica e un arrivederci alla prossima lezione. Ciao!